A 1 centimetro dalla carotide, dall'orecchio è entrata la lama, a 1 centimetro dalla carotide si è fermata, ecco, quello è. Quindi sono vivo per miracolo. È vivo per miracolo Maurizio Primon. Diverse le coltellate, ferite al braccio, al collo e all'orecchio, sferrate dal suo vicino di casa, il 69enne Carlo Bianchini, dopo una lite nel pomeriggio di sabato nel cortile di Contrada Cavai, nel comune di Valbrenta. Una coltellata quasi fatale, fermatasi a 1 solo centimetro dalla carotide. Ed è proprio dal reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Bassano del Grappa, dal letto in cui è ancora ricoverato, che arriva ai nostri microfoni la voce sopraffatta di Maurizio Primon. Mi devono fare degli accertamenti per vedere se può partire un embolo o qualcosa del genere, ecco, quindi la situazione deve essere monitorata e purtroppo devo aspettare che continuino a farmi queste ecografie per vedere se il pericolo non sussiste. Non sarebbe quindi ancora fuori pericolo il 64enne di Valbrenta. Dalle prime ricostruzioni, i 2 dirimpettai avrebbero iniziato a bisticciare a causa dell'auto di Primon parcheggiata nella corte comune della loro abitazione in modo poco gradito da Carlo Bianchini. E sarebbe stato proprio in quel momento che l'aggressore, ora in carcere al San Pio X di Vicenza, avrebbe preso un coltello dalla sua cucina per poi scagliarsi contro il suo vicino di casa, colpendolo più volte alle spalle e sotto gli occhi increduli degli altri vicini, che avrebbero tentato di aiutare il 64enne ferito al suolo. Una tragedia di vicinato, quella di sabato pomeriggio, che la vittima Maurizio Primon non può dimenticare. Il nostro motto: paura mai, rispetto e coraggio sempre.